Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. Presunto caso di malasanità ad Agrigento, aperta un'inchiesta sulla morte di un neonato avvenuta dopo 24 ore dal parto. Caos referti, l'ira di Schifani, chiedo scusa, ritardi gravi e inaccettabili. A Catania il Presidente della Regione interviene sullo scandalo ASP di Trapani, sulle lungaggini per analizzare gli esami istologici. Palermo, da Partinico allo Zenna, ancora fiamme sparatorie, ferito un pregiudicato, bande di criminali si contrappongono per il controllo dello spaccio di droga e delle scommesse clandestine. A Catania furti con spaccata in 2 profumerie, 2 arresti, recuperata in parte la refurtiva. La Sicilia compie 80 anni, il Presidente Mattarella, informazione libera e autorevole, da Benedetto Croce, Vitaliano Brancati, Einaudi, Sturzo, negli anni tante le firme prestigiose del giornale, espressione della storia di Catania e di tutta l'isola. Calcio, sale la febbre per il derby Messina-Catania di domani al Franco Scoglio. I rossazzurri a cancia di punti play-off, i giallorossi cercano uno scatto d'orgoglio per regalare un sorriso alla tifoseria. Nell'anticipo di Serie B il Palermo subisce l'ennesima rimonta, in vantaggio di 2-0, i rosanero si fanno sorpassare nel recupero dalla Cremonese, bordate di fischi al Barbera. Bentrovati, in apertura un presunto caso di malasanità avvenuto ad Agrigento. Un neonato è morto 24 ore dopo la nascita, la gravidanza era andata bene, il bambino in apparenza stava in ottima salute, poi all'improvviso la morte. Adesso è stata aperta un'inchiesta all'ospedale di San Giovanni di Dio di Agrigento. Davide Sarto. È nato prematuro, sembrava stare bene, ma dopo appena 24 ore è morto. Un dramma che si è consumato nel reparto di ginecologia e ostetricia dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, dove la procura ha aperto un'inchiesta per chiarire le cause del decesso. I carabinieri hanno già sequestrato la cartella clinica della madre e la placenta, mentre la salma del neonato, figlio di una coppia residente in provincia di Agrigento, è sotto sequestro in attesa dell'autopsia. Un esame che potrebbe fare luce su eventuali complicazioni insorte dopo il parto. Secondo i familiari, la gravidanza non aveva presentato problemi e nonostante la nascita anticipata, il piccolo sembrava in buone condizioni. Poi l'improvviso peggioramento e il tragico epilogo. Gli inquirenti vogliono capire se sia trattato di un evento inevitabile o se vi siano responsabilità mediche. La famiglia, distrutta dal dolore, attende risposte. E continuiamo a parlare di sanità. Oggi a Catania, per gli 80 anni del quotidiano La Sicilia, il Presidente della Regione Renato Schifani ha parlato dei gravi ritardi dell'ASP di Trapani per quanto riguarda lo scandalo dei referti istologici, con pazienti in attesa da mesi per ricevere l'esito dell'esame. Ritardi, ha detto, inaccettabili, colpevoli. Sentiamo Renato Schifani nel servizio di Tonino De Mana. Fatti del genere non possono più verificarsi in Sicilia, io credo, non si sono mai verificati nemmeno nel paese. Non possiamo consentirlo, né lo consentiremo. Il governatore Schifani non le manda a dire e punta il dito contro l'ASP di Trapani, finita nella bufera per i gravi ritardi nell'accertamento degli esami istologici. Con il passare delle ore si allarga a macchia d'olio lo scandalo e i numeri fanno tremare. La percentuale di dati vettrini positivi è il 5% di quelli tutti refertati, quindi andiamo sui 160-170 casi positivi. Si stanno raggiungendo in queste ore le famiglie per informarle di questi esiti in maniera tale che si accelerino immediatamente i processi di terapia naturalmente. La vicenda dei referti istologici lumaca si complica di giorno in giorno, mentre la procura di Marsala e quella di Palermo hanno aperto indagini per far luce sulla gestione dell'emergenza e sulle responsabilità amministrative. Sulla vicenda arrivano anche le scuse del governatore. Io mi sento di volermi nella qualità di scusarmi nei confronti di quei familiari e quelle persone che in questi momenti stanno ricevendo i referti positivi purtroppo sulle loro patologie. La sanità siciliana piomba ancora nella bufera e la sensazione che presto arriveranno pesanti provvedimenti. E adesso a Palermo, dove in certi quartieri si continua a sparare, 2 bande di criminali si fronteggiano e si fanno la guerra per avere il predominio nello spaccio degli stupefacenti, ma anche sulle scommesse online. Sentiamo Marco Gullà.
controllo del territorio probabilmente per la vendita di droga, intimidazioni e minacce. Partinico, in provincia di Palermo, 3 auto sono state danneggiate da colpi d'arma da fuoco la scorsa notte in via Ezio Tarantelli. Le auto danneggiate sono una Yaris, una Fiat Punto e una Citroen C3. Lo vediamo dalle immagini. I fori dei proiettili rappresentano un atto di minaccia, parabrezza infranti. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri della compagnia per risalire ai motivi dell'intimidazione che ha scosso l'intera cittadina, da Partinico allo Zen di Palermo, dove da giorni si susseguono episodi di ritorsioni e minacce. Ieri un altro ferito, un ragazzo di 28 anni, si è presentato al pronto soccorso di Villa Sofia con una lesione alla gamba destra, accompagnato dal compagno della madre che risiederebbe tra i padiglioni del quartiere. È già il secondo ferito che nel giro di qualche giorno raggiunge l'ospedale vicino allo Zen per farsi medicare. Una faida che continua, il tutto potrebbe essere legato al controllo delle scommesse clandestine, un affare da milioni di euro per Cosa Nostra. Dopo gli arresti dei giorni scorsi, la mancanza dei vecchi punti di riferimento avrebbe scatenato la lotta per accaparrarsi il controllo di quello che viene considerato il secondo mercato più importante dopo il traffico degli stupefacenti. E poi auto bruciate, colpi d'arma da fuoco, Palermo e provincia ribollono per lo smercio di droga e del gioco online. E ancora furti con una Fiat Punto scura. I ladri hanno sfondato la vetrina del bar Jerry in via Gaetano Costa, all'imbocco della statale Palermo Sciacca, di fronte al carcere Pagliarelli. I malviventi hanno portato via le casse e numerose stecche di sigarette. Corruzione nell'organizzazione di un congresso medico a Catania, chiesta nel processo con rito abbreviato la condanna a 6 anni per l'ex rettore Basile, 2 anni e 8 mesi per l'ex assessore comunale Mirabelle e per gli imprenditori campani Sabrina Rubeo e Eugenio Marzuillo, organizzatori dell'evento. E a Catania assalti con spaccate a profumerie, 2 giovani sono stati arrestati dalla polizia, è stata recuperata gran parte della refurtiva. Tonino De Mano. È una tecnica ormai consolidata, l'auto in retromarcia contro la vetrina per sfondarla, entrare ed arraffare quanta più merce possibile. Questa volta però l'azione criminosa non è andata a buon fine. Un 29enne ed un 23enne sono stati arrestati dalla polizia di Catania per furto aggravato e ricettazione. Secondo l'accusa sarebbero gli autori di 2 furti con spaccata commessi il 29 dicembre del 2024 e il 1 gennaio 2025 ad un esercizio commerciale del centro storico. Nel primo caso i 2 indagati svuotano gli scaffali rubando oltre 400 flaconi di profumo per un valore complessivo di 24.000 euro. Nel secondo assalto arraffano cosmetici e i soldi presenti nel registratore di cassa, bottino 500 euro. Le immagini dei sistemi di videosorveglianza hanno permesso di risalire agli autori. Nelle rispettive abitazioni, durante una perquisizione, la polizia ha trovato indumenti compatibili con quelli indossati dai ladri durante il furto e numerosi flaconi di profumo ancora confezionati. Su richiesta della procura, il giudice per le indagini preliminari ha disposto il carcere per il 29enne ed i domiciliari per il 23enne. Un arsenale di armi è stato scoperto dalla polizia di Gela, che ha sequestrato 7 pistole, 2 fucili e 1 migliaio di munizioni. In manette un 50enne accusato di detenzione illecita di armi da fuoco e ricettazione. Gli investigatori sono al lavoro per accertare se le armi siano state utilizzate in recenti azioni criminali commesse a Gela e nel comprensorio nisseno. Anoressia, bulimia nervosa, disturbo d'alimentazione incontrollata. Oggi si celebra la giornata del fiocchetto lilla dedicata ai disturbi del comportamento alimentare. A Modica una panchina per sensibilizzare e riflettere. Veronica Barbarino. Un corpo che non sembra magro abbastanza, l'ansia che passa solo col cibo e vomitare poco dopo per senso di colpa. Anoressia, bulimia e disturbo di alimentazione incontrollata colpiscono in Italia circa 3 milioni e mezzo di persone all'anno, di cui il 70% adolescenti, e l'età media di insorgenza è appena di 8-9 anni. Ed ecco che parlarne non è mai abbastanza, e ce lo ricorda la giornata del fiocchetto lilla. Per l'occasione il club Kivanis di Modica ha voluto donare la speciale panchina lilla all'ospedale maggiore di Modica come simbolo di sensibilizzazione e consapevolezza dei disturbi del comportamento alimentare. Bulimia e anoressia è il service centrale del Kivanis per questo anno sociale, è una piaga veramente grave che riguarda milioni di persone in Italia, specie i giovani, e che si è aggravata ulteriormente
dopo il periodo del Covid. Quindi lottare contro la bulimia e l'anoressia è un mezzo di servizio per sensibilizzare le coscienze sociali e per creare veramente un fronte unico contro questa grave malattia che riguarda i giovani. Una panchina dove tanti si fermeranno a cercare riposo e forse a riflettere su come il corpo sia mezzo per comunicare un disagio e capendo che è possibile risolvere e guarire. Adesso una breve pausa, poi vi parleremo della festa per gli 80 anni del quotidiano La Sicilia, ma parleremo anche con Paolo Mieli e della sua visione sul mondo di oggi e sulla guerra. A tra poco. Siamo gli occhi e le orecchie della gente, così Antonello Piranio, direttore della Sicilia, alla festa per gli 80 anni del quotidiano. Gli auguri di Mattarella, informazione libera e autorevole. È andata per noi Desiree Ferlito. Sapere che dall'altra parte della strada ci sono delle persone che ogni mattina cercano il giornale, lo leggono, lo comprano, lo rubacchiano in ufficio, ci dà questo privilegio, ci ricorda un privilegio. Noi siamo gli occhi e le orecchie degli altri. La Sicilia è un nome che è identità di una terra che racconta e informa da 80 anni siciliani, diventando riferimento di autorevolezza. 80 anni ma non li dimostra. La Sicilia, come sottolinea il suo direttore Antonello Piranio, ha saputo mantenersi giovane e appetibile nel tempo. Questa data però vogliamo considerarla non autocelebrativa, ma celebrativa di cos'è il giornale, non per noi che lo sappiamo, ma cos'è per la gente che ci legge, per la gente che sceglie il nostro modo di fare informazione scritta online. Una testata storica che ha accompagnato la crescita e lo sviluppo del paese dal dopoguerra, raccontando con puntualità gli avvenimenti regionali e nazionali. Al direttore, all'editore, ai giornalisti, a tutti coloro che partecipano a questa impresa desidero augurare ogni successo per il loro quotidiano impegno. È il prestigioso augurio del presidente Mattarella pubblicato stamane sulla copertina della Sicilia. Mattarella ha fatto anche il saluto 10 anni fa, quindi abbiamo un doppio presidente nel nostro palmarès. Il giornale è territorio, il giornale siamo noi. Una festa per celebrare 28.000 giorni di racconti, di storie sempre in prima linea, da quel 15 marzo del 1945, quando Domenico Sanfilippo fondò la Sicilia, in un'Italia che cercava di risollevarsi dalle macerie del dopoguerra. Una storia costellata di nomi prestigiosi, affermatosi poi nel panorama nazionale del giornalismo. Le fiamme in Europa viste da Paolo Mieli, il giornalista, storico e scrittore, è stato ospite ad Acireale per il mese della cultura, l'occasione per parlare del conflitto russo-ucraino e della situazione europea. Orazio Longo. I grandi salti dell'umanità hanno sempre avuto origine da pandemie. La peste di Atene, in cui morì Pericle, quella del 300, e quella manzoniana del 600. C'è sempre un rapporto tra grandi malattie e guerre, ma alla fine sono convinto che finirà bene. Giornalista, storico, scrittore, l'Enciclopedia Treccani ha inserito il termine mielismo tra i neologismi entrati nell'uso comune come modo di fare e di concepire il giornalismo di un singolare protagonista della società culturale di questi anni, Paolo Mieli, già direttore del Corriere della Sera e conduttore di programmi di successo di divulgazione, è stato ospite ad Acireale per la rassegna Il Mese della Cultura. L'occasione per parlare del suo ultimo libro, Fiamme dal passato, dalle braci del Novecento alle guerre di oggi, e per fare il punto sulla situazione europea e sul ruolo dell'Europa nel conflitto russo-ucraino. Non solo non siamo più tutelati dal principale rappresentante del patto atlantico, ma quello si è alleato col nostro nemico, e quindi pensi cosa sarebbe successo se negli anni 50 e 60 a un certo momento uno di quei presidenti, Eisenhower o lo stesso Kennedy, improvvisamente si fosse alleato con Khrushchev o Brezhnev o gli altri che ci sono stati. Lo shock per l'Europa è enorme. Pacifismo come valore supremo, afferma Mieli, che ricorda come metà della sua famiglia fu sterminata nei campi di concentramento, ma oggi, dice, la Germania non è quella di una volta e ha tutte le carte in regola per diventare la locomotiva dell'Europa. A preoccuparlo però nel panorama mondiale è il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Come ogni sabato, dopo il telegiornale, la trasmissione Il Punto con
Luca Ciliberti, che ci ha raggiunto in studio. Bella presentazione, grazie Adelaide. Allora, oggi insomma una puntata interessante, importante, di spessore si dice in questi casi, perché partiremo dal piano di riarmo dell'Unione Europea, quindi dalle politiche europee, per capire cosa sta succedendo intorno alla nostra Sicilia, che diventa sempre più importante centro nevralgico del Mediterraneo. Avremo tanti ospiti come l'ex ministro della difesa Salvo Andò, per inquadrare un po' quello che sta succedendo e anche per diciamo, fare dei rimandi al passato. Poi ci sarà l'ex ministro dell'interno Enzo Bianco, che sarà in piazza e si collegherà lui dalla piazza Pro Europa, Piazza del Popolo a Roma. Ci saranno i sondaggi nuovi dell'Istituto Piepoli che ci commenterà in diretta il presidente Livio Gigliuti. I politici, sarà l'europarlamentare Ruggero Razza, il parlamentare del Movimento 5 Stelle Luciano Cantone, ci sarà l'ex direttore del Sole 24 Ore, oggi esperto politologo Salvatore Carrubba, il generale Camporini, un altro esperto di difesa e strategia militare, Paolo Mieli, ovviamente, che ci ha dedicato una bella lunga intervista nel quale ha sviscerato tanti temi. Un stralcio l'abbiamo mandato anche al telegiornale. Insomma, una puntata certamente da non perdere, perché insomma è una di quelle puntate che dà un po' il quadro della situazione e aiuta a riflettere anche su queste vicende. Certamente, quindi l'appuntamento è a fra pochissimo dopo il nostro telegiornale, buona trasmissione. Noi ci fermiamo per qualche istante, parleremo di calcio, punteremo i nostri occhi sul derby Messina-Catania. A tra poco. Ed eccoci al calcio in Serie B. Ieri sconfitta clamorosa del Palermo con la Cremonese, ne parleremo fra poco, perché puntiamo invece subito lo sguardo sul derby di Serie C fra Messina e Catania, che domani Telecolor trasmetterà in diretta. Ha da poco parlato Toscano, l'allenatore del Catania, lo sentiamo nel servizio di Marco Carli. Ripartire dal secondo tempo di Latina, soprattutto dal gran finale, quando si è visto il lavoro portato avanti che fa ultimamente chiudere le partite in crescendo. Latina è stata l'ultima delle rimonte di questa fase, condita dal sorpasso. Poi c'è stato l'ingrediente in più, il genio di Jimenez, che ha dato un po' di voglia di rischiare a tutto il gruppo. Il famoso aspetto mentale che diventa decisivo nello sport. Ecco, mentalità e qualità sono gli aspetti su cui si è battuto in settimana in casa Catania nel percorso di avvicinamento alla partita del Franco Scoglio col Messina. A volte si dice una partita come no, il derby è una partita a sé, dove i valori si azzerano, e soprattutto queste ultime partite e soprattutto il derby ti devono far sì che devi costruire in queste partite quello che è il tuo obiettivo finale. Il tecnico recupera dal monte Anastasio e stoppa quest'ultimo rientrante dalla squalifica. Si riaffacciano anche Di Tacchio e Sturaro. Per Inglese bisognerà aspettare un po' di tempo. Possibile un remake della formula con 2 trequartisti alle spalle della punta. Innanzitutto l'atteggiamento, perché anche se parliamo di rientri, puoi essere in 13, puoi essere in 24, ma se non hai l'atteggiamento giusto, la concentrazione giusta di affrontare una partita del genere, rientro, non rientro, chi gioca o chi non gioca, sistema di gioco, non sistema di gioco, contano poco. Telecolor trasmetterà in diretta in chiaro, in esclusiva, la partita del Franco Scoglio, un lungo live che avrà inizio un'ora prima della gara, ampio pre-partita e poi la cronaca del match, interviste nell'intervallo e nell'immediato post partita e poi le parole dalla zona mista. Lo spettacolo del derby è su Telecolor.